Buongiorno a tutti cari telespettatori e ben arrivati qui a Rivignano, alla centenaria fiera dei Santi. Rivignano, collocato tra Latisana e Codroipo, ospita in questi giorni questa fantastica fiera che ormai è conosciuta non in tutta la regione, non solo nella regione ma anche nelle regioni vicine. Ci troviamo proprio questa mattina qui ad affrontare l'ennesima manifestazione podistica, ospitando appunto gli amici della FIASP per la marcia lunga naturalistica lungo lo Stella, un percorso bellissimo immerso all'interno del parco comunale dello Stella, che attraversa non solo il parco, non solo nelle vicinanze del fiume Stella, ma anche all'interno di un centro storico che è ad esempio la dimora dei Savorgnan, la Villa Badoglio, e poi per tornare qui in centro a Rivignano. Adesso io vi saluto e ci vediamo durante il percorso. Quello che vedete alle mie spalle è Villa Savorgnan, più comunemente chiamata Villa Otelio, però diciamo che è stata edificata appunto dai Savorgnan, dimora di importanza storica e strategica non indifferente. Infatti, grazie al fiume Stella che scorre proprio qui a fianco, i Savorgnan hanno deciso di costruire questa villa per poter fare il commercio del sale, perché il fiume Stella, essendo un fiume di risorgiva, permette il commercio e il trasporto del sale durante tutto l'anno, ed era l'unico fiume in regione che era risalibile fino a questa altezza. Dietro questa villa infatti ci sono i magazzini del sale, una vera e propria fabbrica costruita ben 300 anni prima della rivoluzione industriale, quindi i Savorgnan sono stati per l'epoca veramente dei cultori di quello che era il commercio del periodo. Ma non solo, ma in questa villa dicono, ma ormai noi siamo quasi convinti che sia vero, che abbia proprio vissuto Lucina Savorgnan, che insieme al suo fidanzato Luigi D'Apporto non sono nient'altro che la vera storia di Giulietta Romeo, la vera storia friulana e non veneta. Benissimo, allora dal momento che siamo a ristoro sentiamo qualche parere su come sta andando. Ciao, come ti chiami? Patrizia, Udine. Parere positivo sicuramente, perché il percorso è meraviglioso, è uno dei più belli sicuramente dei circuiti FIASP, è ben organizzato, è bello proprio dal punto di vista paesaggistico, niente da dire. Poi la giornata oggi devo dire che è splendida, ideale. Se ci fosse un poco
poco meno vento, ma comunque va bene lo stesso, bellissimo veramente. Va bene, ti ringraziamo e ti auguriamo un buon proseguimento. Grazie. Allora, vista la grossissima affluenza e il grande lavoro che hanno dovuto sopportare questi volontari che questa mattina di buon'ora erano già qui ad allestire i ristori, sentiamo come sta andando. Allora, è andata alla grande, non c'è mai stato un anno in cui l'affluenza è stata come in questo. Siamo arrivati a 1800 persone, insomma un'affluenza record che non ci aspettavamo, ma siamo molto felici. Quindi il prossimo anno assolutamente ingrandiremo magari ancora il nostro ristoro per dare un servizio ancora migliore a questa quantità di gente notevole. Quindi Allora un bel grazie e un buon lavoro. Grazie mille. Bene, giunge a ponente anche questa manifestazione, quindi anche quest'anno direi grazie alla Proloco di Rivignano per l'eccellente organizzazione di questa manifestazione. Io ringrazio assolutamente tutti quanti coloro che si sono adoperati quest'oggi per organizzare al meglio questa manifestazione, ringrazio assolutamente la FIASP per premiare sempre questa piazza, do appuntamento al prossimo anno e un in bocca al lupo per le prossime manifestazioni.